io non ci credo, ma gli altri sì. Lascia di credere, loro vogliono così. Chi siamo noi per rovinare il gioco di chi dal mondo ha avuto molto poco? Lascia che credano ai santi e ai peccatori e che decidano chi è dentro e chi sta fuori. La gente è sempre una gran voglia di nemici, come le piante hanno bisogno di radici, perché il nemico nella vita sai cos'è? È un cucchiaino di zucchero in te. Senza i sapori dell'avventura, sabato sera è una noiosa fregatura. Si resta lì reggendosi la testa, senza una preda non ha senso fare festa. Lascia che credano agli angeli e all'inferno, che se la prendano con i ladri e col governo. La gente ha voglia di gridare con le botte, come le stelle hanno bisogno della notte, perché un nemico nella vita sai cos'è? È un cucchiaino di zucchero in te. Perché un nemico nella vita sai cos'è? È un cucchiaino di zucchero nel tè. Un tuffo nel passato.
Adesso vorrei fare, sempre parlando d'amore, ma un salto di tanti anni per vedere come si cambia. Qui era un ristorante di Alice così, idealizzato, inventato, non c'era, in realtà non c'era, c'era ma non c'era. Tutta la storia in fondo c'era ma non c'era. Invece qui passiamo già in una fase della mia seconda vita musicale dove invece tutto quello che viene detto c'era veramente. Erano belle le strade con il vento tagliente e noi, coi turisti Maria Teresa girava Schönbrunn e noi, comandati da un cicerone colonnello che amava il pavimento del castello e la carrozza cancellava la realtà. I cavalli bianchi della scuola spagnola e noi, è vero danzano ma sopra un cavaliere noi, anche un grande ballerino può cadere, anche un marito può picchiare e sedere, abitava qui Beethoven e sordo morirà, come un male che non puoi curare, come una cancrena hai deciso tu, amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare la sua e la tua felicità. È facile morire, è più difficile capire. Sai pregare in tedesco in una chiesa a Vienna e bufali di lui, il mercato delle pulci, una torta al cioccolato, i mostri e noi, suona falso un violino in ungherese, il goulash obbligatorio ma è viennese e il Bristol nella tua spilla renderà, Arcimboldo dipingerà la mia testa per te, noi, nei miei occhi il tuo amore, sulla fronte la tua realtà, sulle labbra il tuo fiato desiderato, nella mia gola il tuo palato, fra le mie rughe la tua sincerità, come un mare che non puoi curare, come una cancrena hai deciso tu, amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare la sua e la tua felicità. È facile morire, è più difficile capire. La tua tosse del mattino, uno spazzolino in due e noi, fra i miei denti la tua gengivite, una sola in due e noi, il tuo corpo che io amo e tu non conosci, e il tuo dolore che mi nascondi, la mia disperazione e mi fai fare l'amore. Io mi sento bene, sono pronto, è Natale ormai con noi, come un albero coi palloncini sorriderò per noi. Non preoccuparti poi se il 7 gennaio senza più luci né radici vedo in cortile sul solaio, come un mare che non puoi curare, come una cancrena hai deciso tu, amputare meglio è razionale, un taglio certo basterà, forse a salvare un'altra volta la sua e la tua felicità. Non lasciarmi morire, io voglio ancora capire.
Grazie, avete capito che era una storia un po' complicata, era una storia un po'... che però è finita bene. Se per caso qualcuno seguendo il testo abbia pensato chissà, è finita bene. È finita bene, sono 70 anni, siamo diventati marito e moglie, per cui è riuscita la cancrena è riuscita a essere tagliata. E dopo molti anni che ormai eravamo sposati, sono andato e ho scritto sempre questa canzone. Succede un giorno ed è la prima volta, comincia come un film che non hai visto, te l'hanno raccontato ma è diverso, e dopo poco senza lei ti senti perso. I suoi capelli neri, il suo sorriso, e tu rimani lì come un cretino, non mangi, parli e volano le ore, e siete gli ultimi cacciati dal locale. L'appuntamento è sempre quel caffè pulcioso, ma lei è data, ma tu l'aspetti e sei nervoso, e vedi ciò che vuoi vedere, se è vero o falso non lo vuoi sapere, e senti la sua bocca, il suo sapore, e anneghi tocchi il fondo dell'amore, e stringi forte le sue mani, e hai paura non venga mai domani, ma i desideri sono come il sale nel mare, e impari a galleggiare. E non esiste più nessun attore, e un ubriaco non sempre un santo bevitore, con lei pensi a lunghi viaggi, a una vacanza, e ti ritrovi in mezzo a un bosco in Brianza. Io che mi scrivo tutto sui foglietti e navigo fra dischi, libri, anche fumetti, giocattoli di latta e palle con la neve, e saponette portacenere di 1000 alberghi. Ti amo quando fai il tuo punto in croce, e quando mi sopporti e fai le tue battute, e mi regali sempre amore e sensazioni che io traduco, sono le tue, le mie canzoni, e vivo la musica e l'amore che è nel tempo e nell'eternità, con te un sogno, una realtà. E qualche volta mi vedi un po' in crisi, mentre nell'aria inseguo le mie note, con ironia mi stuzzichi e mi dici forse dovresti avere nuove muse, e stringi forte le mie mani, e non ho più paura del domani, e i desideri sono come il sale sul mare, e posso galleggiare. Quando io ho cominciato, ero un ragazzino, proprio a fare dischi a 15 anni, poi a 16, 17, sono entrato alla Dischi Ricordi e ho avuto proprio la fortuna, meglio sarebbe dire proprio il culo, di ritrovarmi insieme a una compagnia, a un'equipe, a un team, come si dice adesso, di mostri sacri, insomma, parlando di musica. Infatti io sono entrato alle Ricordi, c'erano 3 artisti già famosi che erano Gino Paoli, Giorgio Gaber e Umberto Bindi. Poi c'erano i 3 che avrebbero dovuto diventarlo, ma che non lo diventavano mai, e ci consideravamo i telesfigati del gruppo, che ero io, che ero la mascotte, perché ero il
piccolo, più giovane, Luigi Tenco, Sergio Endrigo e un po' Iannacci. Questi erano i gruppi famosi cantautori della scuola genovese. Che poi genovese era così, sì, perché erano molti cresciuti a Genova, perché poi in realtà Paoli era di Monfalcone, Tenco era di Asti, Endrigo era di Pola, mi pare, non ricordo male, Gaber era di Milano, io ero di Milano, Iannacci era di Milano. Ecco, l'unico veramente genovese, senese, è vero, era Umberto Pilli, gli altri insomma. Comunque, allora io facevo il rock già, per cui... E andavo molto d'accordo con Luigi Tenco, perché Luigi Tenco era quella persona che tutti hanno ormai inquadrato e descritto, penso, come questa persona un po' triste, chiusa, ma non era così, era un ragazzo allegro, simpatico, intelligente. Io non credo che sia successo quello che ci hanno raccontato che sia successo, comunque questo è un altro discorso, lasciamolo stare. E mi ricordo bene perché io dovevo fare i provini nello studio della Ricordi da allora, che era sotto, alle cantine, c'era uno studio, e ogni volta arrivavo lì con la mia chitarra per fare il provino e c'era Luigi che stava cantando Quando. Allora, Luigi è andato avanti 6 mesi a ricantare Quando, perché tutti i giorni diceva no, non mi è venuta bene, devo rifarla, domani la rifaccio. Io tutte le volte stavo lì a aspettare e lo studio era sempre occupato, per cui questo Quando per me è rimasto. E io voglio adesso ricordare Luigi di tutti quanti del gruppo, proprio con questa vecchia sua canzone bellissima. Quando il mio amore tornerà da me, nel cielo una stella splenderà, si aspetta da quando il mio amore è svanito, da quando il mio amore fuggi da me. Quando il mio amore tornerà da me, nel mare una perla nascerà, son tutte le lacrime che ha pianto la stella nel vedere solo e triste il mio cuore. Quando il mio amore tornerà da me, nell'aria un violino suonerà, musica dolce scenderà nel mio cuore ed il tempo si fermerà solo quando il mio amore tornerà da me, da me. Ecco, dopo questa esperienza io cantavo fino all'età di 17 anni, cantavo senza la R, cioè non è che avessi una R da correggere, non avevo proprio la posizione della lingua che mette il suono della R. Quando mi dicevano DR, io dico no, con la lingua, cioè R, ci sono arrivato dopo quasi un anno di studi di dizione, eccetera, eccetera. È stata una cosa complicata e difficile, comunque ce l'ho fatta. Celentano mi aveva sentito in uno spettacolo, che avevo 17 anni, che cantavo però senza la R, ed era venuto a dirmi, sai che tu sei bravo? Grazie. Peccato che lui non diceva che ti manchi la R, lui diceva peccato che ti manca la R. E dico, vabbè, no, peccato, perché dico, vabbè, non so cosa farci, mi dispiace, ciao, arrivederci.
Poi ci ho ripensato, mia madre ero convinta, quel sant'uomo di mio padre è stato coinvolto anche lui, mandiamo alla scuola di edizione, questo bambino deve imparare a dire la R, tanto costava anche caro. E quando sono andato a imparare, e un altro spettacolo Celentano l'ho incontrato e mi ha detto, ma tu sei quello che non aveva la R. E lì io ho detto una cazzata, così ho detto, e me l'ha comprata mio papà, perché lo contiene, per un po' di soddisfazione. E lì lui mi ha detto, io devo parlarti, ho un'idea che si chiama Clan di Celentano. E io ho detto va bene, facciamolo, però sono venuto via dalla Ricordi, dove ero appunto tutto il gruppo, così ho rotto il contratto. E allora la Ricordi a un certo punto ha detto ma noi ti facciamo causa, che era una causa ridicola perché io non avevo mai venduto un disco, cioè da poveretti per quella causa. Perché, no, facciamo causa. Allora Celentano ha detto sai cosa facciamo? Cambiamo nome. Così fanno la causa a uno che non c'è più. E dico, vabbè, cambiamo nome. Mi ha telefonato una mattina alle 5, dormivo, mi ha detto, senti, ti piace Gianco? E io ho detto, sì, attaccato. E io mi chiamavo Riccardo Sanna, anzi io mi chiamo ancora Riccardo Sanna. E infatti allora cantavo come Ricky San o Siti Sanna, tanto per fare un po' l'americano, e sono diventato Ricky Gianco per colpa di Celentano. Queste erano delle minori delle sue colpe. Per esempio a un certo punto io avevo, ascoltando Radio Luxembourg, che questi giovani non lo sanno, perché giustamente, perché è una cosa che riguarda proprio il passato, quando non c'erano le radio private, non c'era, l'unica radio che trasmetteva i successi mondiali, specialmente inglesi e americani, era la Radio Luxembourg, che era una radio privata, e noi stavamo lì notte ad ascoltare. E io ho trovato un pezzo che secondo me era un successo fantastico, ho detto devo capire che pezzo è, trovarlo, e poi lo incido. Infatti ho trovato il pezzo, sono andato al Clan di Celentano, alla riunione, ho detto ragazzi ho trovato un pezzo per me, è un successo, questo sarà un successo, così. E quindi abbiamo deciso di registrare il disco e il pezzo, no? E io l'ho registrato con l'orchestra, il coro, cioè violini, un casino di... è venuta una cosa bellissima. Pregherò per te, è una storia tristissima, è la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, dal castello del silenzio, egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Io t'amo, questo è il più bel segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore. Il Signore, il mio disco non usciva mai, era venuto benissimo, era bellissimo. Non usciva, io potevo dire ragazzi, ma perché non esce il disco? No, perché dovevo pensare al lancio da promulgare. Perché mi telefono una volta Adriano, dice senti vieni che ho avuto un'idea, perché bello finalmente, no, sono corso là, dice senti ho avuto un'idea, lo incido io il pezzo. Adesso c'è da ridere, ma al momento solo che ero troppo giovane, avevo neanche 18 anni. Va bene. E lui mi ha detto, però l'idea che ho avuto, io lo incido. E ha superato dei mesi perché doveva trovare una scusa per darmi da bere, per fottermi il pezzo praticamente. Dice, io lo incido, però tu fai il seguito. Così la gente compra il disco e poi c'è il seguito che il tuo disco compra anche il tuo disco. Cioè una stronzata gigantesca. Quando stava in piedi proprio non c'era verso, però per lui era il modo come un altro. Per cui è venuta poi questa storia terribile di questa povera ragazza cieca che non vedeva e grazie anche alla fede però continuava a non vedere, che poi attaccava col pezzo mio che avrebbe dovuto diventare, era il finale felice, no? Beati contenti, invece no, lei continuava sempre a non vedere, era una truffa questo seguito. La luce verrà
truffa era che tu vedrai, non qui, ma nel regno del Signore, nella fregatura. Vabbè, comunque, dopo di questo io ho cominciato a fare i cosiddetti successi, canzoncine, ve ne accenno qualcuno così veloce. Mani vuote, per il mondo te ne andrai, e le tue mani verso il cielo tenderai, sopra il tuo viso tanto pianto scenderà. Il sole rosso diventò a poco tramonto, mi giurasti tornerò ma non sei ritornata più. E con quel cielo venne blu la luna, allora s'affacciò, mi domandò dove eri tu e le risposi non lo so. Forse tu vivi ancora nel ricordo, ciò che fu non potrà rivivere più. Il sole rosso diventò a poco tramonto, mi giurasti tornerò ma non sei ritornato più. Un tramonto dell'amore, un tramonto dell'amore, un tramonto dell'amore, un tramonto dell'amore. La soprano, ce la farò mai. Eva, tu non sai cosa sei per me. Eva, tu non sai se mi ascolterai, io ti parlerò, ti racconterò che cos'è l'amore. Immagina un cielo più blu, i sogni fioriti di stelle, la luna che vedi lassù, felice ogni notte con te. Eva, tu non sai cosa sei per me. Eva, tu non sai che non ho che te. Grazie. Comunque dopo tutta questa serie poi avevo fatto altri pezzi naturalmente, tipo un aquilone ti sta portando via, tutte cose, tutte le grandi invenzioni, beh, canzoncine però sono simpatiche. Passato tanto tempo, io comunque a quel punto non avevo più voglia di fare queste canzoncine, volevo uscire dall'ingranaggio discografico nel quale mi trovavo, anche perché io cambiavo e non ero più quello che aveva scritto queste canzoncine, cioè pensavo ad altro. Per cui alla fine ho dovuto chiudere il contratto con la Ricordi e mi hanno dato un pezzo da incidere, che era bello, adesso andrebbe fatto con il pianoforte, che però stasera non c'è il pianoforte. No. Ci vorrebbe anche il basso e la batteria, ma non ci sono. Ci sei solo te.